Nicola Marzaro, amministratore delegato Sirman. Voi vi occupate di attrezzature per la ristorazione. Le competenze professionali che chiedete a chi assumete, quali sono? Ovviamente il nostro è un settore metalmeccanico, quindi le competenze sono legate alla meccanica pura e all'elettronica, perché ormai non c'è pezzo di meccanica, non c'è attrezzatura che non funzioni senza una scheda. Noi ci siamo tanto appoggiati in passato agli istituti tecnici, ovviamente, al punto di avere quasi una collaborazizione, diciamo, da pacca sulla spalla, mi permetta questo termine, perché alla fine dell'anno scolastico noi ci chiediamo sempre le liste dei ragazzi che si diplomano che ottengono le specializzazioni, per cui negli anni c'è avuto questo, sì, è cresciuto questo rapporto fra noi e le scuole. Da questo però apprendistato duale, che è questa novità, c'è un passo ulteriore, un salto di qualità che anche noi dobbiamo un po' capire e attrezzarci, perché non si tratta più di prendere il ragazzo come si è sempre fatto in passato e portarlo nei nostri reparti, che poi l'anno dopo ritorna a scuola. L'abbiamo sempre fatto, una volta lo facevamo come estivi, prendevamo i ragazzi durante il periodo estivo, dopo è venuto fuori la possibilità di farlo con lo stage scolastico, quindi un'alternanza scuola-lavoro. Adesso però il passo è ulteriore e qui dobbiamo tutti capire come funziona. Il passo ulteriore è che noi aziende dovremo entrare molto di più negli istituti, magari fornendo quelle stesse attrezzature che abbiamo nei nostri reparti, come ho visto fare oggi, che qualcuno ha fornito dei bei esemplari di auto degli ultimi modelli, gli ultimissimi modelli più recenti, e quindi, diciamo, attirare la scuola verso di noi dando una bella stretta di giacca, prenderli per la giacca e portarli nei nostri reparti. Ecco, speriamo di fare tutti questo passo culturale, insomma. Un'ultima considerazione che le chiedo: la formazione inevitabilmente è un imprescindibile motore di sviluppo. Certamente la formazione è una formazione anche per noi, sa, perché quando arrivano i ragazzi con le nuove idee, adesso che tutto si trova dappertutto, non c'è un sito che sia un posto dove c'è la sedimentazione della conoscenza, bisogna prendere da chiunque un po' di conoscenza, perché tutti hanno la loro parte nei processi e nell'innovazione. Noi siamo conosciuti nel mondo come un'azienda che ha sempre cercato i nuovi talenti e quindi dove c'è innovazione speriamo di esserci anche noi.